un Mister Topolini per questa edizione 2010. Grande novità, il concorso si è sdoppiato, ha aperto anche ai maschi e abbiamo alcuni partecipanti. Ciao, benvenuto, come ti chiami? E poi vogliamo sapere il tuo numero. Alessandro Rebec e sono il numero 34. Ok, perché dovrebbero votarti subito a bruciapelo? Ma non saprei. Un tuo pregio, un tuo punto di forza magari del carattere oppure una tua particolarità. Ma diciamo che mi considero abbastanza testardo, ma non so se sia un punto di pregio o un difetto. Allora, diciamo che sei determinato. Invece un difetto? Sempre quello, che sono testardo, voglio avere sempre ragione. Sei un po' permaloso? No, permaloso non tanto, però insomma, diciamo che se uno mi fa arrabbiare. Ti arrabbi. Senti, fatti qualche sport? Hai qualche passione, qualche hobby? Cosa fai nel tempo libero? Ma hobby vado a pesca con un mio amico, andiamo di solito a Muggia a pescare, poi ho anche altri hobby. Sport non ne faccio più, facevo calcio, ho fatto anche basket per un paio d'anni, ma ho lasciato. Hai smesso? E come ti tieni in forma? Ma facendo pesi, un po' così, con vari manubri che ho a casa per fare un po' di pesi. Cosa fai invece? Vai a scuola, lavori, studi? Devo riniziare le scuole perché diciamo che sono stato un po' furbetto e ho lasciato tutto. Quanti anni hai, ricordiamolo? Ne ho 21. Segno zodiacale? Pesci? Fidanzato? Sì, Da quanto? un annetto e mezzo circa. Com'è che l'hai conquistata? Non posso dire. Perché? Perché non si può dire? Personale. È un segreto, vabbè, per il primo appuntamento dove l'hai portata? Ma diciamo che siccome è torinese, dove mi ha portato sua madre? Siamo andati in centro città, abbiamo fatto un giro per Torino. Bene, l'hai conquistata. Vuoi fare un saluto? Davanti alle telecamere di Mister Topolini? Vai. Sì, un arrivederci a tutti quanti, allo staff di Mister Topolini e a tutti i miei amici. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.